Ennesima tragedia sul lavoro in Veneto. A perdere la vita in un'azienda vitivinicola di Cessaldo è stato un 43enne. Lascia moglie e un figlio. A ucciderlo le esalazioni all'interno di una cisterna. Da Mestre a Padova, cortei manifestazioni della CGIL contro la manovra giudicata iniqua. Sul piatto la precarietà del lavoro, il caro bollette, le pensioni e i mancati investimenti in sanità. Perquisizioni anche nella Marca, nel blitz della Guardia di Finanza di Milano, che ha sequestrato circa 102 milioni di euro in un'inchiesta con al centro i colossi della logistica BRT e Geodis. La tragedia della docente veneziana transgender morta nel rogo della sua roulotte nel Bellunese. La procura ha archiviato l'inchiesta che era stata aperta per istigazione al suicidio. Aumentano i ricoveri dei bambini in pediatria a causa dell'influenza stagionale del virus sinciziale. A Padova in 13 giorni 25 bimbi ricoverati in pediatria, 3 di loro in terapia intensiva. L'impiego di un nuovo farmaco usato per la prima volta in modo sperimentale a Padova ha permesso un trapianto di rene su una donna in attesa da 13 anni del nuovo organo. Il grazie della paziente, mi avete ridato la vita. A Mestre la prima tappa di campioni di vita, gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia tu per tu con campioni come Adriano Panatta e Andrea Lucchetta. Da Vigo di Cadore a Palazzo Chigi, un viaggio lungo per l'abete bianco che la provincia di Belluno ha donato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che è stato acceso oggi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano lo avete sentito anche dai titoli la cronaca e l'ennesima tragedia sul lavoro accaduto nella Marca a Cessalto per l'esattezza, dove ha perso la vita in un'azienda vitivinicola un 43enne albanese. Lascia moglie e un figlio. Ad ucciderlo le esalazioni all'interno di una cisterna. Non posso rilasciare dichiarazioni, mi dispiace. Quindi non rilasciate dichiarazioni al momento no. Non c'è nessuna voglia di parlare alla Corvezzo Wine di Cessalto, teatro dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro nella Marca. Qui tra i vigneti e le cantine di Via Palù, Dritan Mekai, 43 anni, era uno di casa, esperto vinierista. A ucciderlo, stando alla prima ricostruzione a ridosso del mezzogiorno, delle esalazioni all'interno di una cisterna in acciaio in autoclave utilizzata per lo stoccaggio del vino. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori del SUEM 118, subito raggiunti dallo Spisal, dai vigili del fuoco di Motta di Livenza e dai carabinieri per tutti i rilievi del caso. C'è da capire come un operaio così esperto sia morto tanto atrocemente. Dritan lavorava da anni alla Corvezzo Winery, il cui patron Renzo è stato presidente del Calcio Treviso. Era sposato con una connazionale e padre di un bambino di 11 anni. Lo stesso sindaco che si mette a disposizione della famiglia parla di un uomo perfettamente integrato. Dall'inizio degli anni 90, insomma, non era difficile vederlo passeggiare per il paese con il figlio, quindi ancora di più mancherà. A nemmeno 2 settimane dall'ultimo infortunio mortale, altro sangue macchia la nostra provincia, afferma Rosita Battaina della Fly CGIL. Il richiamo del sindacato sul tema sicurezza resta ancora inascoltato. Di Veneto maglia nera per gli incidenti sul lavoro parla poi la consigliera regionale 5 Stelle Erika Baldina. Zaia non mantiene le promesse sugli Spisal. Da tecnico anch'io, insomma, ho lavorato nelle cantine e so quanto pericoloso sia, posto che stiamo parlando di una cantina serissima che insomma spiace ancora di più. Sciopero oggi del settore pubblico e privato contro la manovra di governo giudicata iniqua dai sindacati. Lavoro, sanità, pensioni, lotta al precariato, i temi della mobilitazione. Presidi e manifestazioni dalle 9:30 del mattino dei lavoratori e pensionati del settore pubblico e privato, l'agitazione indetta dai sindacati di categoria. Sciopero generale un po' di tutti i settori, perché per protestare contro la finanziaria di governo. A scioperare per la prima volta pure i dipendenti dell'ente portuale di Venezia. Lavoro, pensioni, sanità tra i temi della mobilitazione generale odierna. Chiedevamo un progetto straordinario per le assunzioni e chiedevamo anche lo stanziamento per quanto riguarda il rinnovo dei contratti pubblici. Vorrei ricordare non solo della sanità, ma di tutti i lavoratori pubblici, sia dei settori della sanità, degli enti locali, degli statali e soprattutto dell'educazione e della scuola. Rinnovo del contratto scaduto, oramai da 4 anni, anche per i lavoratori del porto. Dal 2018, dopo un anno di confronto con l'azienda, con il presidente attuale, non siamo riusciti a rinnovarlo. Non è stato possibile raggiungere
un'intesa. Quindi giovane e precariato e non ultima la richiesta della rivalutazione delle pensioni, ferma oramai da 10 anni e già decisa con i governi precedenti. Il governo decide invece di tagliare questa rivalutazione, di tagliarla per 3,7 miliardi di euro. A scioperare anche i dipendenti con contratto a tempo, come Vladimiro, metalmeccanico a Marghera, racconta la sua vita da eterno precario. Ad ogni rinnovo c'è la perdita del contratto salariale, c'è la perdita di diritti per quanto riguarda le minime cose acquisite, quindi ogni volta sembra da dover lottare. Ieri a Ring ospita il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che nel tardo pomeriggio di ieri aveva celebrato la messa di Santa Lucia, data in onda in diretta su Antenna 3. Il vescovo ha parlato della sua omelia, ma ha parlato anche di giovani, di come sarà questo Natale. C'è stata poi anche l'occasione per sentire il suo punto di vista in merito all'autonomia. L'autonomia è qualcosa che appartiene alla sanità di un organismo, di una persona, di una comunità. L'autonomia vuol dire cogliersi con delle capacità e delle proprietà che devono essere vissute, che devono essere offerte anche agli altri. Autonomia per me vuol dire solidarietà e sussidiarietà. L'autonomia è qualcosa che riguarda la persona, che riguarda le famiglie, che riguarda i corpi intermedi. Dal punto di vista politico la nostra Costituzione parla di un'autonomia all'interno certamente del principio dell'unità nazionale. L'unità nazionale, una forte autonomia risulta rafforzata. L'autonomia che sa guardare a un'unità nazionale è un'autonomia che dà il meglio di se stesso. Tragedia della strada nel Vicentino ad Arsiero, un'auto finisce in un fossato, grave la donna al volante, mentre per la figlia di 32 anni non c'è stato purtroppo nulla da fare. Dramma della strada. Sono le 10 di sera quando ad Arsiero, la provinciale 350, diventa teatro di un incidente mortale. Lo scontro quasi frontale tra due auto porta una delle due macchine a carambolare e a finire in un fossato ai margini della strada. Qualcuno lancia l'allarme, sul posto si precipitano i vigili del fuoco da Schio e i medici del SUAM 118. La scena è devastante. Mentre i pompieri mettono in sicurezza le due auto, i medici e gli infermieri si rendono conto che una delle due donne a bordo è deceduta sul colpo. Per lei non c'è nulla da fare, aveva solo 32 anni. Alla guida la madre, ferita gravemente e portata in codice rosso all'ospedale San Bortolo. Illeso invece il conducente dell'altra macchina coinvolta nello scontro. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'incidente e le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate 3 ore. Perquisizioni anche nella Marca, nel blitz della Guardia di Finanza di Milano, che ha sequestrato circa 102 milioni di euro in un'inchiesta con al centro i colossi della logistica BRT, la storica azienda italiana ex Bartolini, attiva nelle spedizioni, e Geodis, entrambi controllati da 2 diversi gruppi francesi. In particolare sono stati sequestrati 44 milioni a BRT e 37 a Geodis e 21 milioni ad un'altra azienda intermedia. L'inchiesta per frode fiscale riguarda i cosiddetti serbatoi di manodopera, ossia lavoratori della logistica messi a disposizione da società intermediarie per le 2 grandi aziende. Gli investigatori coordinati dalla Procura hanno scoperto una complessa frode caratterizzata dall'utilizzo da parte delle multinazionali di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera in violazione della normativa di settore. Perquisizioni con oltre 100 finanzieri impegnati nelle province di Milano, Bologna, Firenze, Pavia e appunto Treviso. Evasione fiscale, questa volta con la Guardia di Finanza di Schio, che ha eseguito 10 misure cautelari a persone per centinaia di milioni di euro.
È stato arrestato l'imprenditore di Malo assieme al suo consulente fiscale che aveva cercato di sottrarsi a debiti erariali per oltre 620.000 euro, debiti verso lo Stato accumulati nel tempo che l'imprenditore aveva cercato di eludere con un articolato meccanismo di distrazione del proprio patrimonio. Coinvolte inoltre altre 8 persone, tra cui un avvocato e altri 2 consulenti fiscali, ai quali sono state imposte misure interdittive professionali. Una frode fiscale che ha determinato un sequestro preventivo per oltre 1.400.000 euro. Una complessa indagine che si è svolta con l'incrocio di dati informatici e il pedinamento dei sospettati che avevano coinvolto anche familiari e prestanome nel tentativo di sfuggire alle richieste dell'erario attraverso il metodo denominato appunto Anguilla, coniato da uno dei consulenti fiscali coinvolti. Sono state costituite 2 new companies con la cessione sotto costo di un immobile e la cessione di un ramo d'azienda aggravato da 15 iscrizioni a ruolo nei confronti del fisco. Avviata anche una procedura di cooperazione internazionale per operare il sequestro di fondi in Bulgaria e Austria. Tra le attività illecite degli indagati anche l'indebita percezione di contributi a fondo perduto per il contrasto all'emergenza Covid per circa 35.000 euro, gonfiando il fatturato medio del 2019. Coinvolti anche i reparti delle Fiamme Gialle di Verona e Treviso per 4 perquisizioni nei confronti dei 10 indagati, accusati a vario titolo per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ricettazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Ai 2 arrestati il GIP ha concesso gli arresti domiciliari. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice luxoricida di San Stino di Livenza, che lo scorso 6 dicembre ha ucciso la moglie Cinzia Luison colpendola con una bottiglia usata come mazza. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di fronte al GIP di Pordenone Giuseppe Pitteri, il 65enne che ha ucciso la moglie Cinzia Luison lo scorso 6 dicembre nella loro casa di San Stino di Livenza, utilizzando una bottiglia colma di vino come mazza e colpendo la moglie al volto e alla testa per ben 10 volte. La scorsa settimana, perché positiva al Covid, non aveva potuto presenziare all'udienza di convalida dell'arresto per omicidio aggravato dal legame familiare. Il barbaro femminicidio, scaturito, come reso noto dalla procura, per questioni economiche. L'uomo da alcuni mesi aveva un'amministrazione di sostegno e indipendenza di una pessima gestione delle proprie risorse, si legge dagli atti. È su questo aspetto che si concentrano le ricerche degli investigatori per trovare il movente del delitto. La moglie gli passava 50 euro alla settimana. Soltanto 4 giorni prima dell'assassinio si era lasciato sfuggire ad un conoscente che avrebbe ammazzato la moglie se quest'ultima non gli avesse sbloccato i conti. Così ha ascoltato dai carabinieri l'amico che aveva raccolto la confidenza. Pitteri riteneva infatti Cinzia Luison responsabile dell'azione che aveva portato alla nomina del tutore affinché ponesse fine allo sperpero dei soldi della pensione. Si attende intanto il nulla osta ai funerali. Il suicidio della docente veneziana transgender morta nel rogo della sua roulotte nel Bellunese lo scorso giugno, la procura di Belluno ha archiviato il caso. Nessuna responsabilità o istigazione al suicidio. La tragedia fu il risultato di una libera scelta. Così la procura di Belluno, che ha archiviato il caso sulla morte di Chloe Bianco e secolo Luca Bianco, la docente transgender di 58 anni di Marcon, deceduta lo scorso giugno nel rogo della sua roulotte parcheggiata tra Auronzo e Misurina. La tragica morte dell'insegnante infuocò quei mesi di inizio estate con proteste di piazza organizzate dalla comunità LGBT, dalle famiglie arcobaleno, dalla rete studenti medi. Da Treviso a Venezia, qui manifestanti chiesero le dimissioni dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, finita nel mirino degli odiatori seriali, con minacce e insulti via social rivolti a lei e ai suoi familiari. L'assessore era stata accusata di essersi accanita contro la docente che nel 2015 si presentò all'Istituto Scarpa Mattei di San Donà di Piave, dove insegnava in abiti femminili, annunciando agli studenti che quella avrebbe dovuto essere per tutti la sua nuova identità. Un annuncio che colse di sorpresa i ragazzi e i genitori, che si rivolsero proprio all'assessore all'istruzione perché
prendesse una posizione. Donat definì gli attacchi nei suoi confronti una strumentalizzazione politica di una tragedia, ribadendo in più occasioni che il tema della sessualità è un fatto privato da rispettare, ma la scuola non può essere un luogo in cui ci si presenta vestiti da donna da un giorno all'altro senza preparare la classe. Le modalità scelte per quel coming out portarono alla sospensione di 3 giorni della docente, che vide il suo ricorso rigettato dal giudice del lavoro. Dopo 2 anni Chloe Bianco lasciò l'insegnamento. È da lì che forse si innescò un vortice di smarrimento, solitudine, che la stessa insegnante raccontò in un blog, fino al tragico epilogo e alla decisione di farla finita. Chi scese in piazza in quei giorni di giugno vide un collegamento tra la sua vicenda personale e le conseguenze che vi furono, la successiva depressione e il suicidio, ma oggi la procura di Belluno ha scritto la parola fine in questa drammatica vicenda. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Aumentano i ricoveri dei bambini in pediatria a causa dell'influenza stagionale ma anche del virus sinciziale. L'influenza stagionale sta per raggiungere il suo picco, lo testimoniano le centinaia di accessi giornalieri al pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera di Padova. I bambini sono la fascia più colpita non solo dall'influenza ma in genere dai virus respiratori, soprattutto i più piccoli. Perché i bambini di fatto sono la popolazione che non ha una memoria di contatti precedenti con i virus influenzali e frequenta le comunità e quindi facilmente è soggetta a questa infezione. I bimbi ammalati sono tantissimi, minima parte sviluppano conseguenze gravi, ma nei primi 13 giorni di dicembre i ricoveri in pediatria sono già stati 25, 3 di questi in terapia intensiva. Abbiamo già superato in termini numerici il numero di ricoveri per influenza rispetto a tutti quelli che abbiamo avuto nel mese di novembre, a dire che c'è proprio una grande impennata dei ricoveri. In pediatria sono stati riaperti anche gli ambulatori container per consentire di isolare i bambini influenzati e quelli positivi al Covid. Abbiamo ripreso l'utilizzo di cosiddetti ambulatori mobili, diciamo, ci piace chiamarli così, che sono stati posizionati all'esterno del pronto soccorso. Vivono questi ambulatori già dall'epoca Covid, sono stati utilizzati per funzioni variabili, come ambulatorio, come spazi di esecuzione di tamponi, quindi c'è una flessibilità nel loro utilizzo, sono perfettamente attrezzati a norma per essere degli ambulatori e c'è una previsione anche di aumentarli qualora fosse necessario. Anche il personale infermieristico verrà presto rafforzato in queste settimane di picco influenzale per far fronte agli accessi in pronto soccorso pediatrico che aumentano soprattutto nei fine settimana e nelle ore serali. L'impiego di un nuovo farmaco usato per la prima volta in modo sperimentale a Padova ha permesso un trapianto di rene su una donna che era in attesa del nuovo organo da ben 13 anni. L'intervento è avvenuto lo scorso 1° novembre e oggi Mihaela, la paziente trapiantata, ci ha raccontato com'è andata. Non credeva nessuno che succedeva una cosa del genere, però è successa. Mi è stato fatto un regalo grandissimo che io una settimana prima avevo fatto compleanno e una settimana dopo mi hanno chiamato per questo angelo custode che mi ha voluto ridonare la vita. Sono gli occhi di Michela, che ha 43 anni e vive a Foligno con il marito e la figlia di 6, a raccontarci la gioia di un nuovo miracolo della scienza e della sanità padovana. Una vita accidentata la sua, che scoperta la malattia renale nel 2000 aveva ricevuto un primo trapianto da vivente nel 2003 per poi tornare in dialisi 6 anni dopo. Una grande forza d'animo per lei, che fa parte di quel 17% di pazienti che hanno un'alta presenza di anticorpi che rende altissimo il rischio di rigetto. La risposta è arrivata grazie all'imlifidase, farmaco sperimentale conosciuto da Lucrezia Furian negli Stati Uniti nel 2018 e usato per la prima volta a Padova il 1° novembre. Questo farmaco che abbiamo sperimentato per la prima volta in Italia dà veramente speranze di riuscire a fare il trapianto in questi pazienti che altrimenti aspettano anni e anni in dialisi. La svolta è il 31 ottobre. Dopo 13 anni c'è un rene compatibile per Michela. Dal comitato etico dell'azienda ospedaliera arriva il via libera all'uso del farmaco e scatta una corsa contro il tempo fatta di grandi professionalità e grandissima generosità. Il momento giusto arriva anche in seguito a una serie di coincidenze. Avevamo veramente
calcolato in maniera millimetrica ogni aspetto, dalle caratteristiche del donatore, dal grado di match, dal momento giusto anche per la paziente che aveva anche un'urgenza nel trapianto e quindi non potevamo aspettare tanto tempo. E poi la fatalità ci ha spiegato che se lo stesso giorno che è arrivato il farmaco è arrivato anche il donatore dopo 14 anni che non era mai arrivato un donatore, vuol dire che era il momento giusto. Un grande ospedale quello di Padova, dirà qualche giorno dopo la professoressa Furian al direttore generale Dal Ben, ma le conferme arrivano soprattutto dagli occhi e dalla voce a tratti rotta dall'emozione di Michela, che quel pomeriggio del 31 ottobre ha tardato a partire da Foligno perché pensava fosse uno scherzo, ma quando ha capito che il dono di una persona e di una famiglia e i grandi passi in avanti fatti dalla scienza erano realtà, è partita subito. Che cosa ha pensato quando si è svegliata dopo l'intervento? La mia bambina e il mio angelo che mi ha ridato la vita, che la mia figlia mi dà la forza, il donatore mi ha ridato la vita. Grande successo per la prima tappa di Campioni di Vita. Oltre 500 gli studenti delle superiori oggi al Teatro Corso per seguire 3 grandi atleti italiani di livello mondiale. L'iniziativa #Campioni di Vita ha l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi e ragazze su come affrontare le sfide nello studio, nello sport e nella vita in generale. Il titolo è Campioni di Vita, campioni quindi nello sport, ma soprattutto nella vita quotidiana, quella di tutti i giorni. Sul palco Onei Tapia, medaglia di bronzo ai recentissimi Giochi Paralimpici di Tokyo nel getto del peso e nel lancio del disco per non vedenti. E la velocista Oksana Corso, argento mondiale sui 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra e detentrice del record mondiale sui 400 metri di velocità. Con loro anche Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di volley, e Adriano Panatta, tra i migliori tennisti italiani di sempre. Sono degli esempi per i ragazzi. Sicuramente, i ragazzi ne usciranno sicuramente migliorati dopo questa esperienza. L'incontro con questi campioni dello sport mondiale paralimpico rappresenta il modo migliore per comprendere come un limite nella diversità si possa trasformare con tenacia e volontà in potenzialità, permettendo grazie a una forte motivazione e alla valorizzazione dei talenti di arrivare a traguardi e vittorie speciali. Con la forza di volontà e con l'ottimismo si arriva ovunque, ha ribadito Onei Tapia. Perché nel loro percorso troveranno anche delle difficoltà e che ci sono anche dei modi in cui si possono affrontare queste difficoltà e quindi di non abbattersi davanti alla prima situazione. Credere in se stessi, avere un sogno rende tutto più facile, anche il raggiungimento di vittorie insperate, ha detto Oksana Corso ai ragazzi. Penso che in realtà, al di là delle medaglie, il più grande risultato è riuscire a fare dei piccoli passi per la propria vita e per la propria persona. Dopo la prima tappa il tour toccherà altri 4 capoluoghi italiani. L'attenzione che i ragazzi hanno messo qui all'interno di queste 2 ore e mezzo che abbiamo trascorso insieme è la cosa più bella, perché vuol dire che queste generazioni, se noi abbiamo la chiave emotiva e empatica, acquisiscono per la loro crescita sportiva, ma soprattutto umana come individui. Da Vigo di Cadore a Palazzo Chigi, un viaggio lungo per l'abete bianco che la provincia di Belluno ha donato alla presidenza del Consiglio dei Ministri e che è stato acceso oggi. Una tradizione che si ripete per il 5° anno di fila e che è iniziata nel 2018, anno della tempesta Vaia. Alla breve cerimonia di accensione dell'albero, oggi a Roma erano presenti il presidente Padrin con il consigliere delegato Gosetti, la sindaca di Vigo di Cadore Calligaro e il senatore Luca De Carlo. È davvero tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Rapido susseguirsi di perturbazioni sull'Italia con la più intensa prevista per giovedì 15 dicembre, altro maltempo in arrivo. Nel dettaglio sul Veneto avremo nebbie locali su pianura e valli, poi in dissolvimento e dopo una mattinata con nuvole e qualche schiarita soleggiata il tempo è destinato a peggiorare rapidamente con piogge via via più diffuse, localmente abbondanti, specie sul delta del Po e zone limitrofe. Quota neve a 800-1100 metri. Temperature minime in calo, comprese tra -3 e 1 grado, massime tra 4 e 7 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui di mattina cielo poco nuvoloso e qualche foschia. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e precipitazioni in genere moderate. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 7 gradi, massime sui 6-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato inizialmente, la nuvolosità tenderà ad aumentare in giornata. Dalla serata saranno anche possibili deboli piogge, nevose a tratti fino in valle. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 4 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.